Finalmente Nicola Ermacora all'Osteria della Stazione a Milano, ma ti aspettavo per farti una domanda fondamentale. Dimmi tu. Ma il World Pignolo Day del 20 marzo, Sì. cosa succede? Ma soprattutto perché celebrare un vitigno antico come il Pignolo? Allora, il World Pignolo Day il 20 marzo in realtà è una celebrazione di qualcosa di rinascita, no? Proprio è il senso della festa. Il World Pignolo Day quindi non si festeggia solo il pignolo, ma il pignolo diventa una scusa per festeggiare qualcosa di più grande. Il tema di quest'anno è l'inaspettato, proprio un po' come la storia del pignolo, no? Che qualcuno ha definito araba fenice della viticoltura friulana, quindi un vitigno che c'era nel 1400 negli scritti, come tu da bravo ambasciatore del Friuli a Milano sai. E il 20 marzo quello che faremo a Udine, e in realtà anche a Milano, cioè a questo punto, è una giornata, un simposio dove si parla di altre cose e non di vino, sotto l'egida di fatto del pignolo. E in contemporanea sarà un'occasione rarissima, particolare, per assaggiare i 34 pignoli delle 34 cantine associate nell'associazione del Pignolo, e questo verrà tutto al Salone del Popolo e Sala Iace, quindi Al Castello di Udine. esatto. Quindi quello che succede è una festa, una celebrazione del Pignolo, 34 aziende associate, è un'occasione di fatto irripetibile, perché per assaggiare, tu sai bene, 34 pignoli credo che uno ci metta un anno di visita in cantina. Sì, E il giorno prima, il 19, verrà preceduta tra l'altro da una masterclass senza precedenti, perché per la prima volta viene un Master of Wine in Friuli che, assieme a Ben, premiato il premio Isidoro quest'anno dalla famiglia Nonino, Andrea Lonardi e Matteo Bellotto presenteranno questi pignoli rari, quindi 11 pignoli che vengono proposti dopo 10 anni dalla vendemmia. E invece in realtà mi sembra che il World Pignolo Day lo portiamo anche a Milano. Il World Pignolo Day lo porteremo anche a Milano grazie a Nicola, che è corso da Parigi, dopo il Wine Paris è corso qua da me per poter vedere, per poter accordarci affinché non che Udine non sia la città più importante del mondo, secondo me, tra altre cose. No, ma non sei di parte. No, assolutamente. Cosa New York che Udine non ha, diceva Ruggero. Esatto, diceva appunto Ruggero, ma averla qua anche perché avere il punto in una delle città più importanti del mondo e nel quale io lavoro e ne faccio parte, secondo me è sempre una spinta per il vino friulano, per quel vigneto chiamato Friuli che bene o male possiamo trovare a Milano da me, ma anche in altre parti d'Italia e anche in parti del mondo. Perciò World Pignolo Day, bellissimo, 20 marzo anche a Milano. Benissimo, Grazie. ci sarà da divertirsi allora. Certo, sicuramente.